po' che bellezza. Certo che noi viviamo proprio in un bel paese. Oh, non c'è angolo del territorio, edificio o libro dove tu possa posare gli occhi che non si mette a raccontare qualcosa. È per questo che io e Massimiliano abbiamo deciso di raccogliere le idee e girare questi piccoli video per raccontarvi quello che è già stato raccontato. Ora sto andando a casa sua. Ha detto che mi ha preparato una sorpresa. Ma stiamo a vedere. Ti ho fatto una sorpresa. No. Adesso c'è una sorpresa, c'è un regalo per te. Un regalo! Cos'è? Devo indovinare? Prova a indovinare. Lasciamo Cosa perdere ti i piacerebbe giocattoli, ricevere? a parte dei soldi. Ma no, ma ha a che fare con quello di cui stiamo parlando, del cibo, Ah. Ti ho preparato una cosa. Mi hai preparato una cucina. No! Il pollo arrosto con le patatine. No, le patate non ce le avevo. Porca miseria. Pollo arrosto però, il tuo piatto Pollo preferito. arrosto. Sì, guarda, è già qua dentro. Hai sentito il profumo? Sì, mi stavo chiedendo. Però prima di mangiarlo, di fargli festa, volevo parlarti di una cosa molto importante, cioè del benessere animale. Un aspetto molto importante. Tu lo sai che questo pollo che è cresciuto qui da me, tu sai dove li tengo i polli, io, no? Sulle piante. Esatto. Questo pollo ha avuto una vita bellissima. Ha beccato il suo mangime, girava libero insieme ai suoi amici polli, ma non è così negli allevamenti intensivi. Sai, negli allevamenti intensivi i polli vivono in spazi ristretti, angusti, spesso senza luce, vicini gli uni agli altri. Quando un pollo si ammala o lo lasciano lì a morire. Anzi, sai che gli altri polli addirittura lo beccano, sono scene davvero raccapriccianti e noi non vogliamo questo. No. No, non vogliamo. Tra l'altro ci sono anche le 5 libertà, cioè i regolamenti per il benessere animale, te li leggo. Per benessere si intende generalmente la qualità della vita di un animale come viene percepita da un singolo animale. Il benessere animale nel suo complesso non include solo la salute e il benessere fisico dell'animale, ma anche il suo benessere psicologico e la capacità di esprimere i suoi comportamenti naturali. Il benessere può essere considerato rispettato se gli animali sono in buona salute, si sentono bene e sono liberi dal dolore, come viene descritto dalle 5 libertà. Adesso te le leggo queste 5 libertà. Prima libertà. Libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione, garantendo all'animale l'accesso ad acqua fresca e una dieta che lo mantenga in piena salute. Seconda libertà. Di avere un ambiente fisico adeguato, dando all'animale un ambiente che includa riparo e una comoda area di riposo. Terza libertà, dal dolore, dalle ferite, dalle malattie, prevenendole o diagnosticandole e trattandole rapidamente. Quarta libertà, di manifestare le proprie caratteristiche comportamentali specifiche della specie, fornendo all'animale spazio sufficiente, strutture adeguate e la compagnia di animali della propria specie. Quinta libertà, dalla paura e dal disagio, assicurando all'animale condizioni e cura che non comportino sofferenza psicologica. Bravo, ma tu le rispetti tutte? Ti assicuro che i miei polli hanno tutte queste libertà e alla fine del ciclo finiscono nel forno. Guarda, visto che stiamo parlando di carne, è vero che dobbiamo ridurla e mangiare più verdure, su questo ormai siamo d'accordo, ma scusa, è il pollo arrosto. sì, appunto, la riduciamo. La riduciamo. Ti voglio leggere insieme a te questo bellissimo racconto di un autore a chilometro zero. Tu lo conosci? Guido Conti. Sì. No. Non lo conosci? No. Allora leggiamo questa sua Le bellissima... mie parti sono quelle sottolineate. Sì, si intitola Carne di cavallo. È morto, dissi entrando in casa di volata. È morto chi? È morto il cavallo! Come il cavallo? È morto il cavallo! Oh mio Dio, che disgrazia! Disse la mamma che si sedette crollando sulla sedia. La nonna piangeva. Il papà si grattò la testa, passandosi una mano sul volto. Non ci volevano credere. La morte del nostro unico cavallo aveva sconvolto tutta la famiglia. Non era possibile.
Era morto così, all'improvviso. L'avevo trovato morto nello stallino, poveretto. E per noi, che vivevamo in campagna durante la guerra, la morte del cavallo era una vera e propria disgrazia. Il nostro Fulmine. Erano giorni che lo vedevo strano. Ogni tanto nitriva senza una ragione, come se volesse chiamare qualcuno. Dei miei 7 fratelli ero io che curavo il cavallo. Lo strigliavo, mi occupavo di lui, gli portavo il fieno, gli davo la biada, ma soprattutto lo portavo con me in giro per fargli brucare l'erba nei campi. Fino a qualche giorno prima stava bene, poi aveva smesso di mangiare e aveva la pancia gonfia. Picchiava gli zoccoli a terra, scalciava violentemente, si rotolava a terra. Io l'avevo detto al babbo. Non è nulla. Dagli del fieno secco per qualche giorno. E invece Fulmine era morto. Io non riuscivo a crederci. L'avevo trovato steso nello stallino con la bocca aperta, la lingua di fuori e gli occhi bianchi come quelli di ceramica. Adesso che facciamo? Disse papà piuttosto teso. Chiamammo il veterinario. Era un uomo coi baffi, la panciona, gli occhiali e gli piaceva molto la grappa. Dovevamo sapere perché Fulmine era morto. Quando entrò nella stalla si fermò sulla porta, appoggiò la borsa e si tolse il cappello come se fosse stato un cristiano. Ed è morto così, all'improvviso, disse il veterinario. Sì, rispose il babbo. Io poi gli raccontai tutti i sintomi. Quando si avvicinò, si chinò a fatica, gli mise la mano nella bocca e tirò fuori la lingua. Gli guardò gli occhi proprio come succede ad un cristiano. Una colica. È stata una colica a ucciderlo, ma la lingua è viola e non capisco perché, disse il veterinario rosso in viso. Scavate una buca e seppellitelo. Come seppellitelo? Ma non possiamo mangiarlo? Disse mio papà. No, dovete seppellirlo, per sicurezza. E voglio esserci anch'io, perché così non fate stupidaggini. Trascinammo il cavallo fuori dalla stalla mentre papà stramalediva la sorte. Papà disse di portarlo vicino al fosso dove c'era già un piccolo avvallamento. Avremmo fatto molta meno fatica a seppellirlo. Babbo scavò con fatica mentre io e i miei fratelli stavamo in piedi di fronte a Fulmine. Piangevamo Fulmine e la mala sorte. Mamma guardava dalla finestra. Nonna in casa, vicino al camino, pregava. Quando tornammo a casa ci mettemmo a tavola e non c'era quasi niente da mangiare. L'idea che avremmo passato l'inverno con la pancia vuota aveva portato nella mia famiglia una grande tristezza. Papà era pensieroso. Quell'ubriacone del veterinario non capisce proprio niente. Non ha mica detto che la carne di Fulmine è velenosa, ha solo detto che è meglio non mangiarla. Io origliavo dalla porta e ascoltavo i discorsi di mamma e papà. Non possiamo non dare da mangiare ai bambini. E allora? Chiese la mamma. Allora vado a tirar su il cavallo. Fra un po' nevicherà, farà freddo. Conserverà la carne. Vivremo tutto inverno. La morte di Fulmine alla fine non sarà una disgrazia. Ma il veterinario ha detto di non mangiarlo. Lo so, ma ho avuto un'idea. Il babbo sorrise appena. Lo faremo assaggiare alla tua mamma. È vecchia, se dovesse succedere qualcosa, sì, insomma, meglio la nonna che uno di noi o i bambini. O no? Lo facciamo solo per sicurezza, tanto sono sicuro che non succederà niente. Quel veterinario è un ubriacone che non capisce in che mondo stiamo vivendo e non conosce la fame. Ma sei sicuro? Vuoi farla assaggiare a uno dei bambini? No, forse hai ragione, ma la mia povera mamma... La tua povera mamma è vecchia. Ma vedrai che non succederà nulla. Poi è un po' pallida ultimamente, ha sempre sofferto di anemia, un po' di carne le farà bene. Prima che mi scoprissero me ne andai in camera mia e dalla finestra vidi il babbo con la lampada a carburo andare la sera stessa nel campo con la vanga e il coltello. Tolse la terra e tagliò con cura un bel pezzo di carne dalla coscia e dal petto, dove la carne è più tenera. La sera papà fece mangiare la nonna da sola, prima di tutti, perché la nonna era stanca e aveva voglia di andare presto a dormire. Mangiò una bella bistecca e alla fine, dopo mangiato, sembrava aver preso anche un bel colore in volto. Era allegra, stava bene. Fulmine era buono, disse. Papà, previdente com'era,
Aspettò il giorno dopo, voleva essere certo che la carne del cavallo fosse assolutamente buona e non solo nel gusto. La mattina dopo mamma, quando si alzò dal letto, gettò un grido. La mamma! La mamma! Gridò più volte. Nonna era morta nel letto. Papà si fermò immobile davanti alla porta e si passò una mano sui capelli. Io arrivai a piedi nudi correndo insieme ai miei fratelli. Mamma piangeva con le mani sul volto. Vidi nonna nel letto, sorridente e cianotica. Papà tornò a seppellire la carne. Nonna era morta così, di notte. Il medico disse: Un infarto, sì, forse un'indigestione, ma vostra nonna era anche molto vecchia e malandata e spesso si muore solo di vecchiaia, aveva detto, chiudendole gli occhi. Papà di fronte al medico sudava. Mamma pianse a lungo. Non dissero a nessuno che le avevano dato la carne di fulmine per prova. E forse non era stata quella la causa della sua morte, o forse sì. Noi non lo scoprimmo mai, perché papà e mamma non ci parlarono mai di quella bistecca. Che razza di storia. È bellissima, però bene. E dopo una così bella storia, Un così bel pollo arrosto. buon appetito Alberto, auguri, regalo per te. Grazie. Prende i piatti e il trinciapollo. Bene, allora lo tagli. Lo taglio, sì, lo taglio, lo metto nei piatti, poi ce lo mangiamo. Facciamo una cosa, mi piace molto questa che si racconta una storia, una poesia mentre si cucina. Sul pollo non l'hai trovata la No, poesia? sul pollo non ho trovato, c'è una canzone di Cocchi e Renato, la gallina è un animale intelligente, vabbè, però sulla patata nemmeno, ma d'altronde non ci sono nemmeno le patate, l'ho trovata sul limone, il pollo al limone, cioè non c'è lode sul pollo al limone, c'è lode al limone, quella di Neruda, però il pollo al limone cucinato è buonissimo. Davvero? Non l'ho mai provato, mai provato. Basta lasciarlo macerare nel limone, nell'olio, un po' di sale, un po' di Assaggiare, mi sta pepe, facendo l'acquolina in la bocca. saglia, un po' di rosmarino, lo lasci lì un po', poi lo cucini, è buonissimo. Allora io porziono E io e tu leggo. leggi. Ode al limone. Da quelle zagare disfatte dal lume della luna, da quell'effluvio di un amore esasperato, affondato in fragranza, uscì dall'albero il giallo, dal loro planetario scesero a terra i limoni. Tenera mercanzia, si gremirono rive, mercati, di luce, d'oro silvestre e aprimmo le due metà del miracolo. Acido congelato che stillava dagli emisferi di una stella e il liquore più profondo della natura, intrasferibile, vivo, irriducibile, nacque dalla freschezza del limone, dalla sua casa fragrante, dalla sua agra, segreta simmetria. Nel limone divisero i coltelli una piccola cattedrale. L'abside nascosta aprì alla luce le acide vetrate e in gocce scivolarono i topazi, gli altari, la fresca architettura. Così, quando la tua mano strizza l'emisfero del tagliato limone sul tuo piatto, un universo d'oro tu spargi, un giallo calice di miracoli, uno dei capezzoli odorosi del petto della terra, raggio di luce convertito in frutto, il minuscolo fuoco di un pianeta. Bella. Molto bella. Bello. E adesso buon appetito. Salutiamo un attimo e ci Ma sì. mangiamo. A dopo. A dopo. Oh, buono. So che è buono. Beh, ma così però una forchetta, un coltello. No. Il pollo Eh, si mangia così. ah sì? Con le mani. La regina Margherita. Mangiava il pollo con le dita. Lo so che il Galateo dice altro, però
Il pollo è bello da mangiare, e poi il pollo è facile da mangiare, dai. Ah, beh, certo, mica come il tordo. Mi ricorda il film di Fantozzi. Ti ricordi il film di Fantozzi? Ti ricordi quando lui era stato invitato, lui e Fracchia? Te la leggo, eh? Vai, intanto io... Mangia. 8 gennaio 1973. Invito in società. Fantozzi e Fracchia furono invitati a cena a casa dell'ambasciatore tedesco Otto Reder. Si trattava di un impegno molto serio. I due colleghi accompagnavano il loro direttore magistrale che in quella serata doveva acquistare per conto del mega presidente un grande yacht di proprietà dell'ambasciatore. Era un ex cacciatorpediniere tedesco dell'ultima guerra, trasformato ed arredato col lusso faraonico che dell'antica veste aveva conservato tutto l'armamento ed il nome, il Grande Führer. L'ambasciatore, vecchio nazista e presidente onorario dell'SS a riposo, si dilettava infatti nelle giornate festive a cannoneggiare le spiagge popolari più affollate. Lo yacht interessava ora il nostro mega presidente che in onore delle sue maestranze di origine ebraica voleva ribattezzarlo Auschwitz. Era una missione assai delicata, vuoi perché l'ex nazista aveva un carattere infernale, vuoi perché Fantozzi e Fracchia esordivano in società e non conoscendo assolutamente le regole che governano il gioco, si giocavano praticamente il posto. Sapendo che l'ambasciatore, ex militare prussiano, era uomo intransigente ed esigeva che a casa sua si rispettassero ferocemente tutte le più lievi sfumature del galateo, Fantozzi e Fracchia, che nulla ne sapevano, erano drammatizzati della paura. Salivazione azzerata, mani 2 spugne per l'inatura ghiacciata in fronte. Prima di partire cercarono conforto nel direttore magistrale. Eccellenza, noi per la serata ci appoggeremmo psicologicamente a lei. Venghi, andiamo con la nostra macchina. Montarono in 4 nella bianchina e dopo un tragitto infernale arrivarono a casa dell'ambasciatore dove vennero subito catapultati a tavola. Davanti al piatto non il solito logico bicchierone centrale, ma 3 bicchieri sfasati in scala sulla sinistra, 3 bicchieri sfasati sulla destra, sfilata di forchette e coltelli attorniati da 4 tipi di cucchiai diversi, piatto in ceramica per antipasto con decorazioni della Luftwaffe, piatto in maiolica modello zuppa, piatto oblungo per il pesce, piatto per l'arrosto, piatto da frutta con cucchiaino incorporato. Passa un gran piatto di riso al forno. Caratteristica dei piatti al forno, pomodorino di guarnizione. Caratteristica dei pomodorini di guarnizione, come la terra, fuori freddino, dentro 18.000 gradi Fahrenheit. Fantozzi la chiappa al volo. E questo me lo pappo io! Sentirono nell'atroce silenzio che si era improvvisamente fatto il palleggio disperato fatto a lingua dal Fantozzi. Pluff, pluff, pluff. Colori del Fantozzi. Viola, viola scuro, blu, blu notte, blu Londra. Spense la lingua nella brocca d'acqua temprandola come acciaio. Chiese a Fracchia: scusi, come sto andando? Male, per Dio! Portata seguente, tordo, la cosa più difficile da mangiare in natura. Fracchia inferse al tordo la prima gran forchettata. Il tordo volò verso il direttore magistrale. Fantozzi salvò con un volo all'Albertosi. Alla fine i due presero una tragica decisione: tordo intero, e lo inghiottirono senz'acqua, che non avevano avuto ancora indicazioni precise sui bicchieri. Un cameriere preparava delle crêpe Suzette alla fiamma di fianco a Fracchia. Lui si alzò di scatto e con il secchio del ghiaccio spense di colpo l'incendio, centrando in piena faccia l'ambasciatore Otto, che lui, per adulazione, chiamava ormai 9. A questo punto Fantozzi adocchiò un dondolo meraviglioso nel giardino della villa. Disappannò il vetro,
La temperatura esterna era di 18 gradi sotto zero e per un effetto lente del vetro concavo intravide al di là un cagnolino. Fantozzi disse: «Che tesoro!» pensando al dondolo, e uscì. Il cane era un gigantesco alano brandeburghese di 4 tonnellate di nome Friedman. L'alano gli fece in silenzio una violenta presa di collo e se lo portò in una zona isolata del giardino dove stava già scavando una fossa. Un grido provvidenziale dell'ambasciatore Reder salvò il Fantozzi. «Sitz!» Fantozzi rientrò stravolto con l'abito a brandelli. «Fracchia, andiamo via, sono un po' stanco!» Salutarono e Fantozzi aprì la porta. Sul pianerottolo c'era l'alano Friedman che li aspettava. Richiuse di colpo la porta e scese di nascosto dalla grondaia, salì in macchina e partì. Dopo qualche chilometro vide un lampeggio alle spalle. Accostò sulla destra per lasciar passare. Nulla. Ancora un lampeggio. «Dai, passa!» e fece il gesto con la mano. Poi si accorse che quelli erano gli occhi dell'alano Friedman che lo inseguiva al galoppo. Continuò così fin sotto casa. Cercò di uscire guardingo dalla macchina, ma Friedman ringhiava paurosamente. Quella notte dormì in macchina e per 2 settimane venne nutrito dalla moglie che gli passava le vivande con un cesto calato dal balcone. Fantastico. Fantozzi. Fantastico. Fantozzi. E questo me lo pappo io! Che mangiata, eh? Guarda, io ero già sazio con l'antipasto, pensa a te. Sì. Mamma mia. Meno male l'aperitivo. meno male che dovevamo diminuire la carne. Sto giro non l'abbiamo diminuita. Però dalla prossima volta cominciamo. Avrebbe qualcosa di più leggero, più fresco, Più estivo, qualche cosa che ci un po' di leggero si Guarda, guarda. verdura. Dei pomodori? Magari. Pomodori. Buonissimi i pomodori. Guarda che belli. Non è più stagione, ma sai che nel mio orto le cose girano un po' diverse. Io ce li ho ancora, perciò pomodori, però da soli pomodori. Guarda, sapevo che tu me l'avresti chiesto e io ho pensato di fare questa. Sì, Una caprese. una caprese con una bufala meravigliosa, con dell'olio italiano, Sì, sempre chilometro zero. chilometro zerissimo Caprese. dalla Puglia e così avevo pensato questo. Il Che basilico dici? come si sente. Tra l'altro con il pomodoro mi è venuto in mente anche l'Ode al pomodoro di Neruda, visto che tu hai letto prima Neruda. E allora ce lo mangiamo. Ce lo mangiamo e ci gustiamo anche questa Ode al pomodoro di Pablo Neruda. Perché... sì, giusto. Direi, sì, perché il pomodoro e la mozzarella possono anche sprodolare e fare... La strada si riempì di pomodori. Mezzogiorno, estate. La luce si divide in 2 metà di un pomodoro. Scorre per le strade il succo. In dicembre, senza pausa, il pomodoro invade le cucine, entra per i pranzi, si siede riposato nelle credenze, tra i bicchieri, le matechilleras, le saliere azzurre. Emana una luce propria, maestà benigna. Dobbiamo purtroppo assassinarlo. Affonda il coltello nella sua polpa vivente. È una rossa viscera, un sole fresco, profondo, inesauribile. Riempie le insalate del Cile, si sposa allegramente con la chiara cipolla e per festeggiare si lascia cadere l'olio, figlio essenziale dell'ulivo, sui suoi emisferi socchiusi. Si aggiunge il pepe, la sua fragranza, il sale, il suo magnetismo. Sono le nozze del giorno. Il prezzemolo issa la bandiera.
Le patate bollono vigorosamente, l'arrosto colpisce con il suo aroma alla porta. È ora, andiamo! E sopra il tavolo, nel mezzo dell'estate, il pomodoro, astro della terra, stella ricorrente e feconda, ci mostra le sue circonvoluzioni, i suoi canali, l'insigne pienezza e l'abbondanza, senza ossa, senza corazza, senza squame né spine. Ci offre il dono del suo colore focoso e la totalità della sua freschezza. Buonissimo. Ah, ti è piaciuta, Alberto? Buonissimo. Non avevo dubbi, guarda, lo sapevo. Magari se me ne lasciavi un pochino anche a me, ma scusa, magari condividere, no? Vabbè, ma è perché io volevo darti una lezione. Sì. Così almeno capisci qual è la differenza fra quelli che hanno tanto cibo e quelli che non ne hanno. Sai che al mondo c'è almeno 1 miliardo di persone che non ha da mangiare? Mi hai fatto tutta questa cosa per insegnare. Sì. Era tutto calcolato per la lezione che stiamo Già. facendo. Poi scusa, abbiamo parlato di sprechi. Ecco, Sì. qui non c'è spreco, anzi, già che ci sono, guarda. Non sprechiamo nulla. Al mondo, su quasi 4 miliardi di tonnellate di produzione alimentare, almeno 1/3 vengono sprecati, vengono buttati via. Bisogna tenerne conto di queste cose quando si parla di cibo, quando si parla di sostenibilità, quando si parla di distribuzione delle risorse alimentari. Niente sprechi. Sono disgustato, Alberto. Sono veramente disgustato. Ma guarda un po' che tipo che è Alberto. Io ho faticato così tanto a preparare la caprese. Mi sarebbe davvero piaciuto assaggiarne un po'. Pazienza. Del resto il cibo è anche questo. È un dono. E mi ha fatto piacere che Alberto abbia gradito. E spero che abbiate gradito anche voi. Perciò ora vi saluto. Vado a preparare la prossima portata. Ci vediamo.